Gentili amiche, cari amici, buona domenica, 7 luglio da Andrea e da domenica. Che barba, il caldo in questa parte dell'Italia, sotto la linea gotica, cioè dall'Appennino, Tosco-Emiliano, in giù è caldissimo, oltre 30 gradi, su piove, andiamo a bagnare subito, giornate intensissime, a cominciare dal reparto estero, immaginate perché qualcosa si muove nel mondo, non tutto in senso positivo, e bagniamo il viso. Lascio dilungare l'immagine sulla lavagna perché credo che gli highlights sono interessanti, come quando siete in libreria, dovete comprare un libro, aprite lo schiaffo, leggete che quella parte a sinistra dove è indicato, diciamo, la sinossi del libro, e vedete, se non ci sono degli highlights interessanti potete anche staccare e guardare qualcos'altro in televisione, anche, non so, il signor Fregatti, per dire, e Gerry Scotti nel show dei record, oppure vedere i miei video che la domenica sono un servizio per chi torna dal mare completamente ustionato e li trova pubblicati attorno alle 17, 17:30, elaborati dai server di YouTube, può cominciare a godersi una mezz'oretta, forse qualcosa di più, e di questo me ne scuso, di piccole notizie. E la notizia però degli obituary, prima di cominciare con l'aftershave, che è morto Pino D'Angiò, cantante degli anni 80, di ma quale idea, continuava a fumare sigarette, probabilmente un po' quello certo non ha contribuito ad allungargli la vita, in ogni caso era già messo piuttosto male di salute, lo si vedeva nell'immagine, era stato a Sanremo, io non l'avevo visto questa sua apparizione, è morto a 71 anni, era originario di Pozzuoli in provincia di Napoli. Mentre a proposito di onde, per sdrammatizzare, di onde radio, oggi andiamo a sostenere Radio Amore Blu, una radio di Catania ricca di melodie, chiaramente principalmente campano-siciliane, per chi ancora ascolta la radio con le manopole, quella con le onde medie, magari nella macchina in 128 di vostro zio Carmelo, che vi l'ha lasciata in un garage, in un pagliaio di non so, San Vito dei Normanni o di dove diavolo volete, e Down Glory è sempre il protagonista, salutando Alessia Herrera che stamattina ha fatto una rasatura maschia, molto mascula, come ho detto. Quindi proponiamo il nuovo umanesimo, molto liquido ma già lo conoscete, nuovo umanesimo, rimettiamo l'uomo al centro, l'uomo al centro, la mascolinità, cerchiamo di riprenderci gli spazi che obiettivamente ci sono stati un po' sottratti, ma al di là di questo, che può essere chiaramente discutibile, noi stiamo parlando di rasatura, fino a prova contraria, gli uomini si fanno la barba, le donne no, e quindi insomma è roba nostra, è cosa nostra portare avanti serenamente il nostro discorso. Salutiamo tutti gli amici collegati, tutti gli amici dei canali, visto Angelo Vetere con degli occhiali da, come si chiamano, quelle race, dove vanno nel fango con le bici, si buttano giù, fanno delle robe terrificanti, bicicletta, flessioni sulle braccia, fisico invidiabile. Quindi mi sbarbo solo in camisori, quindi saluto Fulvio, saluto Fabrizio, saluto Fabio con la barba, il Fabio senza barba, saluto anche Davide che la barba non ho capito se la fa o meno, e saluto Matteo Preda, Mirko Falà, Luigi dal 13 che non cito da un pezzo, e chiaramente Alex Nurse, Matteo Preda e tutti gli animatori degli amici del canale della Pogonotomia. E mentre lasciamo che si adoperi, si incarichi di preparare la rasatura che oggi faremo con una Platinum ritrovata nella scatola sempre di Marco Marotti, che saluto. Questa è una lama di quelle che poi aprirò dopo aperte, già scolate, già poca roba decola, qua niente, non si sente niente, spero che non siano, credo proprio, nella lametta usata, ve la presento in anteprima, cioè prima del tutto il resto. Lama Trit, andiamo a vedere qualora sentissi che la mia lama non lavora come vorrei. Rasoio castigliano spagnolo San Sebastián de la Vella, San Sebastián del Valle, Esteban del Valle, hecho in Spagna, Le Jambon de Josehan. Non so, è vedete, molto duro, un profumo sicuramente spigoloso, un profumo da chi si occupa di cavalli, di campagne, di cervezas, di bocadillos, di gente che non è che mangia qua lo spaghettino, gente che si nutre di cose che si trovano nel cuore della Spagna, infuocate dal sole. Immaginate cosa deve essere in questo periodo. Andiamo a preparare il pennello che giace da alcuni minuti dentro la nostra ciotolina, il regalo del cugino Renato che non sente da un pezzo e che saluto, nel suo Lancashire nell'Inghilterra, che ha appena votato, ma ne parleremo poi nella parte estera. Il pennello è un Roma by Omega, vedete, inconfondibile il Colosseo, è un rasoio in 3 colori, 3 fasce bianco, nero e testa grigia. Vedete, questa qui potrebbe essere la testa, il colore dei capelli di Starmer, il neoeletto o probabilmente primo ministro inglese laburista. Andiamo senza fare troppa chiacchiera a montare il nostro Agua de Gredos, ve lo faccio rivedere, mettiamolo da parte, mentre le note di Radio Amore Blu
ci accompagnano mentre non so cosa stiate ascoltando voi, probabilmente in spiaggia avete quelle orripilanti casse Bluetooth alte 100 centimetri, anzi forse un po' più piccole, che piantano un casino orrendo e diffondono musica trap. Musica trap che è stata, credo anche, non apprezzata da Giorgio Moroder, non so, ho sentito delle cose un po' strane, per carità, a me non piace, quindi non la sostengo, però in ogni caso è il segno del momento, no? Sono quelle musiche tribali che rappresentano le generazioni, quindi dopo gli obituari che abbiamo dedicato al grande Pino D'Angiò, chi se ne frega, Angelica Donati ha sposato il principe Fabio Borghese, chi è Angelica Donati è stata impalmata da un principe con castello, naturalmente si parla della famiglia Borghese, quindi manco a dirlo, e la signorina Angelica è figlia di Milly Carlucci. Non ce ne frega assolutamente niente di queste notizie, noi le mettiamo perché dobbiamo comunque dare notizie anche a chi compra i giornali di gossip, chi compra i giornali che trova dal parrucchiere, chi ama sapere come vanno le dinastie, come si intersecano, come si sistemano gli asset ereditari, perché poi è tutta una questione di soldi alla fine, voi lo sapete molto meglio di me. Quindi comunque auguri alla giovane coppia, mentre il primo punto nello specchietto retrovisore è che Maradona, ve lo ricordate che era stato atteso dagli agenti del fisco, della finanza, della gestione delle entrate molti anni fa, sceso all'aeroporto, gli volevano pignorare gli orecchini coi diamanti perché doveva 40 milioni di euro evasi al fisco. Beh, questo non è vero, almeno lo dice il suo avvocato napoletano. Maradona, buonanima, doveva 951,82 euro al fisco italiano, quindi è stata tutta montata una sceneggiata napoletana, fatemi dire, visto il soggetto del milieu in cui si era incastonato il campione argentino. Sempre che sia vero, fate un fact checking, poi mi dite se è una fregnaccia. Vado a bagnare leggermente, la giornata è calda, il viso si asciuga e noi abbiamo bisogno sì di acqua, ma non come domenica scorsa. Vediamo l'acqua de Gredos, andando subito, dopo aver prelevato, a trattare il nostro viso che è stato ripulito da un pessimo rasoietto dei soliti di plastica a Torino. La mattina di venerdì mi sono riempito chiaramente più la maglia che il viso, che è quello che dovrei ragionevolmente trattare con la nostra schiuma. Bene, monta come un vegetale, mi viene in mente il vegetale che l'amico Alessio Herrera mi ha regalato di Phoenix, ma probabilmente non ha nulla a che vedere. Bene, direi la meccanica è tipica, vedete, di schiume molto basse, creme da barba da campagna, diciamo, no? Ecco, che non danno spazio infingimenti, ecco, quindi non danno l'idea di essere state create per far venire una schiuma alta così, quando magari sotto la schiuma tra aria e pelo c'è un vacuo, una vacua sensazione di esservi preparati il viso per la natura. L'importante è che le lame, qualunque si siano, abbinate a rasoi, qualunque si siano, non vadano a irritarvi. L'altra settimana ho avuto una piccola irritazione nel sottogolo, in questa parte sono diventato tutto rosso, sembrava una copertina dei CCCP fedeli alla linea, poi mi sono veramente asperso con un po' strasatura, tutto è rientrato. Non so se fosse stato il caldo, l'aggressività di una lametta che era una rapira, me lo ricordo bene, ma questo non credo, abbinata, se non ricordo male, a un King C Gillette. Comunque, al di là di quello che è stato, noi dobbiamo guardare al futuro, andiamo avanti, non perdiamo tempo. Il mio papete, beh sì, Salvini sembra che quando arriva l'estate si mette il costumino da bagno, accende il mixer e comincia a bere gin tonic, e non è più a Milano Marittimo, ma insomma non so dove si trova. Ieri era, vado al fondo, a bomba, era il forum in masseria, alla masseria L'Irene di Bruno Vespa, si sta tenendo, stamattina c'era la diretta Radio Radicale, la masseria con come tema lo sviluppo del Sud. C'era anche ieri la ministra Calderone, coinvolta chiaramente per l'omicidio sul lavoro, che è stato di fatto l'indiano, che è stato depositato senza il suo braccio, anzi il suo braccio in una cassetta della verdura, davanti a casa sua, abbandonato come un cane, anzi forse un cane si trattano molto meglio degli esseri umani. E quindi si è parlato di lavoro, di Sud, di sfruttamento, ma soprattutto di opportunità. Molto bello l'evento, voi sapete, fa il paio con quello che si tiene invece in primavera in Maremma. Quest'anno è stato a Saturnia, io ho partecipato al forum di Bruno Vespa, molto interessante per il parterre chiaramente dei partecipanti. Quindi se volete sentire in differita su Radio Radicale attorno alle attuali alle 10:30 di stamattina gli interventi che si stanno tenendo sull'argomento, potete accendere chiaramente lo streaming radioradicale.it. Quindi c'era anche Salvini, lo dico per questo, collegati i due punti. Quindi Salvini sta facendo girare un po' le balle a Meloni, quindi mette le mani su CDP, ha scippato a Berlusconi, quindi rompendo le scatole a Forza Italia,
L'intitolazione dell'aeroporto, la proposta di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, qualcuno invece vuole cambiare, insomma ha tolto Tajani un pezzo di Berlusconi, che come sapete strappato il dito mignolo, e quindi la Meloni ha detto questa volta se esagera è fuori, se sbaglia, quindi andiamo avanti, e l'estate non favorisce tanto il ponte di cui per fortuna non ha più parlato. Invece Chico Forti, quel bel delinquente che è stato condannato per omicidio in America, che Giorgia Meloni con un abitino elegante accolto a Ciampino quando è rientrata in Italia, aveva soldato, pare, o cercato di assoldare dei delinquenti dell''ndrangheta per far fuori Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Selvaggia Lucarelli, suo opinionista e giornalista. Vedremo, bella gente, complimenti, brutte figure da parte della destra, appeal della Meloni, dopo oltretutto anche il bidone che gli ha fatto Santiago Abascal, il suo amico del capo della destra di Vox spagnolo, uscendo dal gruppo ECR, andando nel gruppo di sovranisti europei, dove c'è anche Orbán, che si è recato in Russia senza tanto farlo sapere, ma alla fine l'hanno saputo tutti. Bene, con cosa ci radiamo? Perché sennò qua non la finiamo più. Rasoio italiano, rastrematura, anzi 3 giri di zigrinature per serrare perfettamente, manico dorico, lunghezza e peso non modesto ma giusto, le classiche esposizioni che vi faccio vedere in descrizione prima di arredarlo con la nostra trit arancione platinum. Allora andiamo a aprirlo, chi non conosce il Mühle, e io lo riconosco dai denti estremamente sporgenti, vedete questi qua come sono sovraesposti, ma questo non cambia nulla. Vediamo se questa trit è effettivamente di primo pelo, come dire di prima rasatura, oppure è stato un riciclo reincartato e messo per farmi uno scherzo sullo scaffalino dove è appoggiata anche la radio in streaming, che diffonde attualmente, sempre da Catania, niente, oldies, canzoni vecchie, quindi molto bello il vintage, a chi non piace, insomma piace in realtà anche a me su certe cose, ma insomma vedete come sono prominenti i denti, escono da sotto il profilo. Andiamo subito, questa è l'esposizione della lama, forse questo che vi interessava più che altro, eccola qui, se riuscite a vederla, spero di sì. Vado. Non basta un passaggio per fare un primo assaggio, questo sicuro, ma questo è un problema dell'esposizione del Fatih, perché è il modello gentile, credo. Chiedo a Alex Nursi, che lo conosce bene e che sa sempre spiegarmi come mai questi colpi di rastrello sono dati dal pettine, perché se lo inclinate male il Fatih semplicemente non taglia. Vorrei dirvi chi sta cantando a radio Amore Blu, anzi ve lo dico. Questo è Raffaello con Ti voglio, questo è un titolo molto originale. Il cantante Raffaello, in diretta da Catania, nelle vostre case, nei telefonini, nelle vostre Android Auto, Apple CarPlay, ovunque siate, ovunque sarete in coda questo pomeriggio, se rientrate a casa. Se non rientrate, meglio ancora, sotto l'ombrellone. Io ringrazio tutti gli iscritti che si aggiungono lentamente. Questo 500 è vecchio, questo dato, siamo già 500, non so, 20 forse, voglio essere ottimista. Molto lenta la progressione degli iscritti, con tutta evidenza questi miei video raccolgono un limitato numero di appassionati, ma cresce peraltro la durata di tempo di visualizzazione, quindi vuol dire che chi comincia a vederli poi non riesce più a fermarsi, perché effettivamente posso capire che, presi dalla curiosità, quindi andiamo anche avanti nel daylight, siamo arrivati a Alex Marangon. Chi è Alex Marangon? Alex Marangon era un giovanissimo, era 25 anni, trovato morto nel Piave in piena notte 3 giorni fa, non si capisce, pare che si fosse allontanato a piedi. In realtà era andato a recarsi a piedi in un'abbazia sconsacrata dove si trovavano alcuni fattoni che suonavano strumenti e tiravano tutto quello che trovavano. Insomma, gli hanno fatto bere una pozione di cui non voglio riportarvi il nome per non fare pubblicità, come si dice. Insomma, l'hanno trovato morto annegato nel Piave il giorno dopo. Aveva 25 anni, quindi è stato forse vittima di un rito, probabilmente, anche perché aveva la testa devastata da colpi contundenti pesanti, quindi non soltanto ucciso dalla pozione, ma forse anche gliel'hanno pure date. Si pensava, gli inquirenti naturalmente, che i colpi presi alla testa fossero i massi che durante il trasporto della corrente del fiume avessero fatto sbattere. In realtà questo gliel'hanno proprio dato, o ha visto qualcosa che non voleva o che non doveva, anzi, e quindi è stata fatta giustizia. Queste cose capitano.
la testa è protagonista in tutta la cronaca nera della settimana. Un fratello ottantenne ha ammazzato uno di 55 staccandogli la testa dopo averlo ucciso con un'ascia e l'ha buttata dal balcone in provincia di Benevento. Insomma, qua stiamo sfiorando la follia. Io non posso scrivere tutto quello che succede perché non siamo qui a fare della cronaca nera, ma è impressionante. 2 femminicidi, omicidi, ha litigato con la moglie, sono buttati con la loro macchina tutti e due nel Piave, nel Po, in provincia di Mantova. Poi si è visto il braccio di lui mentre l'auto andava sott'acqua che chiedeva aiuto, forse si era pentito di quello che aveva fatto, ma comunque bagno, primo passaggio, non può attendere il secondo, perché qui ci andrebbero altro che 50 minuti, che sono già una follia per un video, me ne rendo conto. Comunque Daniela Santanchè, protagonista di 2 highlights. Dopo la tempesta, la bomba d'acqua che ha colpito Cogne e diciamo la bassa Valle d'Aosta, no? Lei ha proposto per i turisti che avevano già prenotato a Cogne le vacanze di portarli su in elicottero. Ha detto non costa mica tanto portare i turisti in elicottero. Guardate, insurrezione dell'opposizione naturalmente in Italia su questa proposta, considerato che Daniela Santanchè fa il ministro del turismo, cioè non è un'imprestata così che si occupa della locale pro loco, fa delle proposte o si occupa di cose così marginali. Quindi non soltanto questo, ben più grave, oltre alla fregnaccia sugli elicotteri, è il rinvio a giudizio per il falso in bilancio di Visibilia, la sua società di comunicazione, con sede in un appartamento nel centro di Roma, in via dietro il Pantheon. Insomma, aveva fatto la sede di casa sua, della sua attività lì, ovviamente frodando e nascondendo dei conti devastati. Nonostante tutto non ha nessuna intenzione di dimettersi, continua a rimanere al governo, quindi nel totale silenzio anche della Presidente Meloni, che ha ben altre cose probabilmente a cui pensare. Quindi andando avanti, esaurita questa follia, c'è la Tesla dell'eutanasia. Allora, se voi avete idea di essere arrivati a un punto tale in cui purtroppo, grazie a sventure che succedono, di malattie incurabili, potete scegliere una specie di automobile, sembra un siluretto di Spazio 1999 col tettuccio trasparente, perché vi dà la possibilità, una volta che siete dentro, di schiacciare voi, che avete deciso di accopparvi, insomma di fatto è questo, di schiacciare il bottone per suicidarvi, esce dell'azoto e voi negli ultimi minuti, che sono quasi 10, insomma chiarito, ma 10 minuti per morire, è una follia, no? Se vuole ammazzare e morire subito, no? 10 minuti, ha tempo di guardare il cielo, lo mettono in questo capsulone, guarda com'è bello il cielo nei suoi ultimi 10 minuti di vita. Quindi questa è una roba che sfiora la follia, soprattutto va capito perché hanno intestato al sudafricano inventore di Tesla, dando il nome alla macchina col suo. Io sarà una querela, ma che non che sia stato chiaramente costruito per fare pubblicità, cosa molto probabile. Quindi andiamo avanti e facciamo il contropelo, perché comunque se volete prenotarvi, ecco, non sarà così facile, perché magari è più facile trovare una baita, un agriturismo, un B&B da qualche parte. A proposito di B&B, la notizia raccapricciante di ieri, io ve la leggo dopo il primo passaggio perché adesso non ho animo. Allora andiamo avanti. I B&B, la caccia al B&B. Allora, contropelo, come si comporta? Solite rastrellature, schiuma anomala, lasciatemi dire. Allora, non amo questo genere di... È una crema che mi ha regalato l'amico Vincenzo Pitrelli, oggi residente a Parigi, sapete, che saluto con affetto. E saluto tutti coloro che sostengono che nonostante la mia totale incapacità di radermi, valgo 15 minuti, 10 minuti del loro tempo, ecco. Perché alle volte, ieri io segnalo invece interessante fiction su Tina Anselmi, la donna della democrazia, ex staffetta partigiana che poi fece una carriera enorme, diventò ministro della sanità ai tempi del caso Moro. Si occupò anche successivamente, scusate, oltre che del caso Moro, anche di presiedere la commissione P2, che Pertini accolse fra le sue mani, fu votata con una maggioranza enorme, la prima votazione così ampia di una commissione parlamentare, e che scoperchiò, se ce ne fosse ancora bisogno, ma insomma penso ce ne fosse bisogno, ma volevo dire, se mai fosse servito a qualcosa tutto questo, a smascherare la loggia massonica creata dal materassaio Licio Gelli di Arezzo, che nessuno capiva come mai tutti avevano fiducia in lui, come dice la giovane attrice, con quella poca cultura che possedeva, e quindi sfuggiva qualcosa agli inquirenti. Bene, il secondo passaggio è discretamente soddisfacente, ma non è finito. Sentite come melanconica anche la radio mi richiama
a portare alla vostra attenzione il pezzo pubblicato su Repubblica. Eccolo qua, vedete una scritta in ebraico, qua vedete, una scritta Lorenzo, l'unica cosa che si legge è della scritta in ebraico. Lui ha scritto per prenotare per la sua famiglia San Vito di Cadore nel Bellunese, quindi parliamo di Veneto, no? I veneti dicono Veneto, ciò è il coso lì, Roberto! Ecco, è tutto così. E cosa gli hanno risposto a questo povero Lorenzo, che naturalmente è di origine ebraica, perché insomma se scrive in ebraico certamente. Gli ha risposto: potete restare nei forni, ha risposto il padrone del B&B. No, quindi rifiutate una famiglia ebrea da un host del Bellunese. Ora, io mi chiedo come sia possibile una famiglia israeliana, questo l'ha riportato il sito israeliano Ynet, si è sentito rispondere in ebraico dopo aver fatto una prenotazione tramite Airbnb. Cioè, questo è quello che gli hanno risposto. Gli ha risposto, scusa, questo è quello che gli ha risposto in ebraico il proprietario dell'host. Avevo letto male, scusate, questa è la risposta. Quindi voi capite che, ma neanche per ischerzo, come diceva Vittorio Feltri, lo appendiamo qua, io ho quest'antina, vedete, che fa un po' da riflessione del mio illuminatore e mi rimbalza la luce, attacco questo pregevole pezzo di cronaca, che vediamo se porterà anche delle denunce. Andiamo a fare il terzo passaggio. Se volete però vado ancora avanti e voglio esaurire. Donatella di Pietrantonio, scusate, non di Pietranto, vince e beve lo Strega, il liquore che conoscete, quello giallo terrificante che sembra detersivo, che fanno bere a chi vince il premio librario più importante che ci sia in Italia, che perlomeno lancia maggiormente gli scrittori, fa anche un premio molto prestigioso. Si è tenuta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, di cui scriverà qualcosa anche il Foglio, di cui vi leggerò brevemente. Il Forum ne abbiamo già parlato. Questo è un suggerimento librario, è Paradiso di Michele Masneri, che al di là di quello che racconta una storia in un compound di villette con personaggi al personaggio del sorpasso, ricordate Gasman, un po' blagueur, un po' ignoranti, un po' furbacchioni, gente di tutti i generi che si incontra, credo, nel mare, nel litorale sabaudo, dove ci sono queste realtà particolarmente interessanti. Ma interessante perché Masneri ha rilasciato un altro giornalista un'intervista dicendo che il suo libro parla soprattutto del fallimento del giornalista, del giornalismo. Oggi non si guadagna più niente a fare questo mestiere. Racconta di colleghi che 25 anni fa guadagnavano 15.000 euro al mese, avevano l'auto aziendale. Oggi non riesci neanche più a pagarti da mangiare una pizza a fare il giornalista. Lui dice: io ho il Foglio, che per me è il mio paradiso, perché è un bravo giornalista, mi accoglie e mi paga normalmente. Andiamo all'estero, Francia, elezioni secondo turno, avete visto e sentito, più che altro ci sono ribollimenti in tutta la Francia. Dovesse vincere il Rassemblement National di Marine Le Pen, che non raggiungerà, si sa già, i 289 seggi per avere la maggioranza assoluta. E questa è già una bella notizia, che non raggiungerà naturalmente, perché ne ha presi 210 con la disistenza, quindi con un patto che dovrebbe poi rendere ingovernabile il paese, perché non appoggiando una maggioranza sufficiente si crea in Francia un'instabilità, e quindi ci sono problemi di redditi bassi, di sanità e di lavoro. Guarda caso la stessa cosa che c'è in Italia. Quindi Elif Line, sei in buona compagnia. Mentre sei qui ti saluto, non so che sondaggi stai leggendo, tu stai leggendo i sondaggi della France Insoumise, tra parentesi la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, capo dell'estrema sinistra. Preoccupa molto gli ebrei che risiedono nel Marais, che è un quartiere centrale di Parigi, molto amato anche dagli italiani quando vanno a Parigi. Quindi gli ebrei non sanno se è peggio la Le Pen o l'estrema sinistra xenofoba di Mélenchon, non si capisce più niente. Aspettiamo quando chiuderanno le urne. Invece 168 finanziatori dei democratici, quindi di Biden, gli hanno chiesto insieme ad alcuni deputati del congresso di fare un passo indietro di lato. Lui ha detto: io non faccio nessun passo indietro, soltanto l'Altissimo, che non era nato Altissimo, il segretario del Partito Liberale, ma l'Altissimo, che è Dio, potrà chiedermi di farmi da parte. Questa per dare anche un po' di umorismo a queste giornate, anche cominciano ad essere anche un po' troppo calde. Mentre la buona notizia, quindi Biden non molla, sta lì dov'è. Pare che come suo vice vogliono proporre addirittura Barack Obama, vanno a ripescarlo per cercare di tenere insieme una candidatura che non sta in piedi. Trump, torneremo, l'ha definito una montagna di merda in decomposizione durante un talk show l'altra settimana. Avete sentito cosa non è riuscito a dire? Quindi insulti a livelli, ma pare che in America sia normale, ecco. Non è che c'è un articolo grosso su come nei paesi si accettano, si gestiscono gli insulti fra candidati antagonisti. Quindi abbiamo in Iran la bella notizia: Pereschian, il dentista, medico, chirurgo, cosa è? Moderato e riformatore, ha vinto le elezioni al ballottaggio contro il leader dell'opposizione, dell'estrema, scusate, parte religiosa, no?
E quindi in Iran c'è qualcuno che apre all'Occidente a prospettive di migliorare i rapporti con il paese, con lo stato religioso dell'Iran, però qualcuno già dice che in ogni caso lì comanda l'imam Khamenei, quindi comunque sia sì, elettoralmente hanno tutti il dito con l'inchiostro, sapete che vi mettono, fanno l'impronta digitale in quei paesi, tutti orgogliosamente dicono ho votato e grazie a me ha vinto un riformatore, in realtà poi comandano sempre i capi sunniti, quindi tutto è da vedere, però c'è una buona notizia, molto buona. Abbiamo detto che il Labour UK ha vinto la stragrande, si sapeva, gestione annunciata dopo diversi primi ministri conservatori che hanno fallito il loro incarico, con l'ultimo Rishi Sunak che voleva mandare in Ruanda gli immigrati colti agli sbarchi a Dover, rimandarli, l'ha già detto ieri, questo nuovo eletto che con la roba lì è morta e sepolta non se ne parla, non è il modo di risolvere i problemi dell'immigrazione. Quindi anche questo è qualcosa che va un po' diciamo avanti nel rispetto dei diritti umani, che è una cosa sempre importante da sostenere. Quindi questo Starmer è diventato praticamente premier, vedremo le riforme. E chiediamo sempre al cugino Renato, se è in ascolto, che saluto con tanto affetto, a cui auguro una buona domenica, quale sarà il riflesso nel paese reale, nell'Inghilterra che prende i treni, nell'Inghilterra che va in auto, nell'Inghilterra che lavora, nell'Inghilterra che va al pub, nell'Inghilterra che protesta, nell'Inghilterra che vive marginata, perché anche in Inghilterra non crediate mica grossi ripensamenti sulla Brexit. Non ultimo va detto che Nicola Farage ce l'ha fatta e finalmente è stato in Parlamento, ha fatto ben 13 deputati col suo Reform UK, e quindi un'estrema destra lepenista, piuttosto xenofoba, però che ha diversi agganci, molto amico di Salvini, quindi avete già capito di chi si tratta. Ma questo è il bello delle democrazie parlamentari, delle democrazie miste come sono quelle inglesi, che sono di fatto delle monarchie costituzionali. Questo è il sistema migliore per definirle. Border Rail abbiamo già detto, bene, andiamo avanti. Non ho fatto invece passi in avanti sul concorso vinci gli occhiali da figo, non mi è venuto ancora in mente una soluzione. Vado a bagnare perché il viso è praticamente asciutto, non si vuole lasciare il viso, sembra di aver terminato, invece no, dobbiamo andare avanti. Mi rendo conto del timing, che ho sforato chiaramente in maniera irreversibile il mio tempo, come sempre, quindi andiamo a recuperare un po' di acqua dal viso e un po' di agua de Gredos con il nostro Roma sintetico, pennello Omega, pennello capitale. Fra un po' arriva il giubileo, Roma è in una situazione terrificante, è una situazione tra infrastrutture generali, mezzi di trasporto e diciamo crisi urbanistica sua che non si riescono a risolvere. Il povero sindaco che non si sa ancora se lo faccia, Gualtieri, so come passi i suoi pomeriggi, se suona sempre la chitarra, se magari fa delle cover di Lucio Battisti, quelle gli vengono pure bene, ma cosa faccia per Roma io questo non lo so, bisogna chiedere ai romani. Marco Mancini sicuramente ci saprà dare una sua idea, insomma una sua opinione, vivendo la città. Ieri si è riunito il primo consiglio comunale della città di Cecina, che saluto sempre con affetto in fondo, nonostante tutte le cose che non vadano e che non mi piacciono e che dico sulla pagina dei cecinesi. Ha riunito il suo consiglio all'aperto in piazza Guerrazzi, si è presentata la nuova sindaca che ha firmato il documento, la sindaca con la A, quindi non è come la festa dell'unità con la SVA, perché ha anche provato il PD a mettere l'asterisco perché non sapeva com'era la sua festa. Lei si chiama sindaca perché le piace farsi chiamare così, è buon per lei. Andiamo a fare il terzo passaggio prima di passare una breve lettura. Bene, questo è l'ubiquo, è un po' un diagonale più che un obliquo, direi bene. Sapremo solo dopo se la nostra treat ha operato. Tra parentesi saluto moltissimo l'amico Riccardo Conarini, che sapete è produttore di pannelli, ve lo faccio rivedere. Pannello, questo manico in emerald del Gabon, me l'aveva ricostruito lui su un manico originale Omega degli anni 90, che ha fatto delle cuffie per ascoltare la musica artigianali. Non si ferma più. Dai mano libera alle chitarre, e adesso alle cuffie, in quel di Sesto Fiorentino. Chissà come sente bene le mazurche o queste musiche che continuano a tagliettarci dalla radio e in streaming del bagno. Quanti di voi hanno la radio nel bagno? Quanti di voi lo ascoltano? Sondaggio. Questo è molto napoletana, certo da poco di siciliano. Bene, finiture
che sono sempre quelle che rimangono qui, quando poi andate a tavola vi toccate qua e dice non mi sono fatto la barba, ma che figura terribile. E terminato il secondo passaggio, rapida lettura del foglio, veramente prometto, perché le giornate devono essere ricche di riassunti, no? Ecco, abbiamo isolato alcuni articoletti. Questo è il foglio di ieri, chiaramente che vale anche per oggi. Sapore di papete, eccolo qua, che era il nostro secondo punto dell'ordine del giorno. Salvini ship box a Meloni, blocca Rai, Cassa Depositi e Prestiti, Fratelli d'Italia, torna a calare nei sondaggi, se sbaglia paga. Quindi la spiegazione delle uscite contro Mattarella, le TV commerciali, Forza Italia, questa sua danza sfrenata da destraccio europeo la offre Fratelli d'Italia, il partito di Meloni. La Lega, dopo l'intuizione Vannacci, è tornata a calare nei sondaggi, non nei sondaggi. Andiamo avanti, questo è un Rishi Sunak un po' deriso, vedete, ripreso dalla riunione del G7 a Borgo Egnazia, non più tardi di 2 settimane fa, dove Giorgia Meloni ha fatto il suo show di propaganda, che l'ha preso nel Gegen nelle elezioni inglesi. E quindi dice: ricordi, era estate in Puglia e mi mettevi gli orecchini di ciliegia, perché guardate quell'immagine del premier britannico con la Meloni sotto l'ulivo, in questa immagine molto italiana, anche un po' decadente, la luce di Londra, addirittura il foglio parla di una luce, un faro nel buio della politica del Regno Unito. Il primo giorno di Starmer, il moderato di ferro che va veloce. Questo è un pezzo di Paola Peduzzi. Londra, della nostra inviata, per l'appunto, ha detto: possiamo, dice Starmer, finalmente ricominciare a guardare avanti, camminare dentro al mattino. Ma di questi programmi lo vedremo poi durante il suo percorso, questo bravo nuovo premier laburista. Mentre la strega vittoriosa, niente da fare, si dice, togliere la provincia dalla letteratura italiana è un'impresa impossibile. Pare che la premiazione di Donatella Di Pietrantonio, che ha vinto per l'appunto con L'età fragile il premio Strega 2024, era già stata annunciata la sua vittoria da tempo, da mesi, quindi già premiata con lo Strega Giovane, figuriamoci. Dopo la vittoria, bevuto il sorso del liquore giallo, ha dichiarato che la vittoria è stata difficile e tormentata, ma fa un po' ridere anche perché all'interno, andate a prendere la parte divertente, qui è Giulio Silvano, sempre per il foglio, che racconta invece cosa è successo nei Ninfeo di Villa Giulia, dove nei bei tempi erano abituati a ben altre abitudini alimentari di stuzzichini. Dice: non ci sono più neanche le centenarie parioline per lo Strega, ma questo è un dato positivo, secondo me, anche perché saranno morte probabilmente, ma niente mozzarellone e solo gelatino. Al Ninfeo di Villa Giulia tutto è più moscio, no? Eccolo qui, quindi parliamoci chiaro, il giornale della verità. Quindi ambientato a Roma, una volta qui era tutto un buffet di mozzarellone sbrodolanti, centenarie parioline scongelate che venivano a godersi la vicinanza ai venerati maestri. Adesso le cene al Ninfeo di Villa Giulia sono ristrette alla sestina e per gli amici della domenica serata a base di cocktail con lo Strega, il giallissimo liquore, il vincitore è costretto a sgolarsi alla vittoria. Poi si parla anche di tutti i visi dei presenti rivolti verso i 2 schermi laterali allestiti e non verso il palco, dove c'era appunto la vincitrice, dove invece Geppi Cucciari prova a fare delle battute, ma non essendoci più San Giuliano dell'ultima presenza, qui tutto resta monocorde, c'è una palla colossale. Bene, Dario Franceschini, indimenticato ministro della cultura, riconosciutissimo anche a destra negli anni dei DS, PDS e tutto quello che è stata la storia della sinistra italiana, se ce n'è stata una, c'è una che invece dice non vuole però confessare se lui i libri li leggeva quando era al Ministero della Cultura, che San Giuliano non legge i libri che va a presentare, questo fa già un po' ridere, a differenza appunto del suo successore. Noioso anche il risultato, aspettatissima la vittoria di Donatella Di Pietrantonio con i suoi modi da prof del ginnasio, gentile, mani giunte mentre auspica con la sua R moscia dopo la vittoria un'alleanza tra chi ha lottato per aborto e divorzio, le nuove generazioni che devono confermare questi diritti, oltre alla battaglia importante che fanno i giovani sul linguaggio, il linguaggio importante perché dà forma ai pensieri. Questa è la sparata. Poi abbiamo Camillo Langone che si difende dagli attacchi di Giorgio Bellarti, direttore di Anteprima News, il mio primo fornitore di notizie, che mi arriva tutte le mattine alle 7 insieme al caffè nel computer per sapere tutto entro le 8, che è stato accusato di essere di destra. Non ve lo leggo perché non mi voglio dilungare, dice non lo sono affatto di destra. Qua abbiamo i 30 anni dall'uscita del film Forrest Gump, qua abbiamo Tom Hanks nel
nel 1994, ma di quello di cui volevo parlarvi è un po' questo aspetto industriale di cui ci parla naturalmente il buon Stefano Cingolani. Il gigante alato, avete sentito, sono state consumate favorevolmente finalmente le nozze fra ITA e Lufthansa. ITA Airways, la nostra ex Alitalia, compagnia di bandiera, quello su cui però punta il dito, dice che cadere e rialzarsi, Lufthansa c'è riuscita, l'Italia no, che strano. Quindi dopo il Covid il governo tedesco è tornato nel capitale, scusate, durante la pandemia, poi si è ritirato e oggi l'azionista numero uno si chiama Klaus Michel Kühne, uno anzi più ricco, miliardario, uomo miliardario d'America, di Germania, scusate, che conta di una fortuna stimata in 40 miliardi di dollari. Si è comprato la sua parte di compagnia. Il problema che si dice in questo lungo articolo è che le compagnie di bandiera sono finite, il loro posto è ormai occupato da imprese nelle quali il capitale dei privati è determinante. Non è di questo di cui voglio appunto allungare in questa calda giornata di luglio. Great America, grandi insulti, Biden e Trump si danno del delinquente e del coglione, appunto niente di nuovo, in Sud America è anche peggio e questo non è che vabbè sia una consolazione. Come vi ho detto è stato definito, ve lo dico in inglese, a broken down pile of crap, per l'appunto, una colossale montagna di merda in decomposizione. Questo è molto interessante vedere come i candidati si presentano poi a dover governare, perché poi alla fine qua abbiamo invece Masderi che si perde un po' tutti da Sinner il sabato sera, che riprende quella rubrica tutti da Fulvio il sabato sera mi pare del venerdì di Repubblica, dove ormai non si guarda più il calcio. Anche Ronaldo, che ormai credo non so 40 anni, ha fatto una figura barbina nella partita l'altra sera, ha detto che non guarda più il calcio, ma giochi a calcio, sei in nazionale portoghese e guardi solo il tennis, forse per rilassarti. Ma soprattutto al di là di Sinner che interessa poco, ha battuto credo Berrettina a Wimbledon, dico bene, ma sapete mi occupo molto poco di sport, abbiamo 1000 chilometri a piedi. Qua si parla, è Jerry Palazzotto che ci scrive, vedete questo pezzo che inquadro, di chi è appassionato dei Camino, il Camino di Santiago, vedete uno zaino appoggiato, un chip, una pietra miliare con una freccia dove vi fanno un tombino, camminate per giorni, zaino pesante sulle spalle, la testa leggera per pensare indisturbati, questo se volete farvi del male. E ci racconta Jerry Palazzotto del Foglio: sono un camminatore laico, nel senso che pur percorrendo cammini con la C maiuscola, che spesso hanno ispirazione e origini religiosi, sono discretamente refrattario all'aspetto mistico. Quindi non sono un pellegrino ortodosso, non colleziono le credenziali, tra virgolette, che sono i cartoncini sui quali vengono apposti i timbri delle tappe che attestano il compimento del pellegrinaggio. Nei cammini di Santiago all'arrivo, mostrando questi pieghevoli, si riceverà la compostela, cioè il documento dell'avvenuto pellegrinaggio, una roba a metà tra la benedizione e il certificato di frequenza di un corso professionale. Punti di vista, il mio Dio non si occupa di raccolte di bollini. Quindi un camminatore vero, il nostro Palazzotto, che non va dietro alle fotografie, ai selfie, no? ai piedi devastati del cammino e da quelle che sono le fatiche di intraprendere queste imprese nobilissime, di cui veramente alle quali io mi inchino perché non le farei mai. Qua abbiamo nel paginone erotizzante centrale, come sempre, un pezzo di Francesco Palmieri che vale 2 pagine, alcune immagini antiche, vi faccio vedere, vedete il faccia di un cane, il muso di un cane. Questo cane è il cirneco dell'Etna, che è l'antica razza canina più antica d'Italia, insomma, che è stata importata in Sicilia dalla Cirenaica, per l'appunto, dal Nord Africa, terra che piaceva anche molto agli italiani in Libia dai tempi del fascismo, a Gheddafi, ma non vogliamo parlare di questo, grazie al commercio dei Fenici. Quindi questo cane dice che se lo vedete una volta poi non lo dimenticherete più, non lo confonderete più. Allora, che cosa ci dice Palmieri, molto in sintesi? Il cirneco dell'Etna è la più antica razza canina italiana, appunto se l'hai visto una volta non lo confondi più, corpo slanciato, simile all'evriero, coda robusta e mobile come un frustino, orecchie dritte, aguzze, sensibile ai frusci, muso triangolare, dal finissimo olfatto a manto fulvo, oppure fulvo, da non confondere con Fulvio, che saluto con affetto, oppure, per dirla più poeticamente, con le parole di Curzio Malaparte, che un esemplare di cirneco possedette e che gli possedette il cuore, il suo pelo è color della luna, roseo e dorato. Questo per usare le parole del notissimo scrittore Malaparte, che ha scritto La pelle, ma al di là di questo, richiamando le pagine in cui lo raccontava anche Giuseppe Tomasi di Lampedusa, chi non lo ricorda, tramite il vasto e rassegnato umore di Don Fabrizio, principe di Salina. A proposito, saluto Alessio Herrera, Fabrizio, principe di Salina, lui è il principe di Salina, ma si chiama Alessio, che va bene uguale.
il gattopardo sia il principe fulvo, colore appunto con cui il cirneco si presenta in tutte le sfumature trascorrenti dal sabbia al cervino e per cui si distingue da lontano quando si fa compagno al cacciatore di conigli selvatici, mentre guizza veloce come un'intuizione tra pendii e rocce laviche, mai levando il naso da terra, a differenza dei pointer e dei bracchi che indagano gli odori nel vento. Mamma mia, questo per chi è appassionato di razze canine, di animali da compagnia, è bellissimo. Se volete comprare un cirneco, magari prima comprate il foglio, leggete, magari nel pezzo Palmieri ci dice anche un po' che carattere hanno questi animali, molto importante per valutare l'acquisto di un quadrupede da innestare nel vostro salotto di casa, da far vedere agli amici e da portare in giro la sera. Io direi che abbiamo sostanzialmente concluso, per la vostra gioia. Non ho altro da mostrarvi. Avevo forse visto il risveglio del nuovo regno, qua chiaramente musi lunghi delle strampalate dei tori celebri rimasti senza seggio, perché i trombati esistono anche negli altri paesi, giustamente, mica solo in Italia, quindi andate a leggere e se volete approfondire. Dopodiché io passo a sciacquare. Io non ho ancora sciacquato, non ho ancora fatto l'after, sono indietro terribilmente. Acqua fresca, tira aria calda, bevete acqua fresca. E rieccomi con l'asciugamano fiorato, color tortora. Andiamo a tamponare il viso. Abbiamo lasciato un po' abbandonato durante la lettura all'aria calda che proviene da questa luce che vedete qua alla mia sinistra e che si propaga da un tetto che rifrange il calore del sole dal cortiletto di questa casa di provincia. Bene, allora tamponiamo, andiamo a scegliere un after. Lasciamo che, non ci vuole molto tempo, lasciamo soltanto, ecco, diamoci anche una sistemata al resto del viso, perché c'è anche una parte legata di questo. È un maestro, Mauro Di Lerna, che compra interi set di rasoi di lame per farsi le confinature. Io invece dovrei confinarmi qua alcune parti per rendermi anche in un aspetto un po' meno invecchiato dei miei 58 anni, perché questa purtroppo è la mia età. E andando a cercare una soluzione, io con me ho portato qualcosa di veramente maschio e virile degli anni 80, questo per ricordare la rasatura di stamattina di Alessio Herrera. Questo è denim, per chiaramente per l'uomo che non deve chiedere mai, sembra di bersi un whisky di malto singolo di una distilleria di Aberdeen. In realtà questo dovete usarlo come dopobarba. Io vi giro il flacone perché è pregevole. Sentite il tintinnare del vetro, quindi non si tratta anche di notevoli prodotti tipo questo, sempre di stampo inglese ma in plastica, mentre il denim ha un tappo che, sentite, ve lo voglio far sentire, sentite questo rumorino da sala da bagno di chi andava a vedere Catania Juventus negli anni 80, si metteva questo profumo e poi si metteva anche la sciarpa volendo della Juventus. Quindi andiamo ad accomodare con questo diffusore in plastica, vedete, che vi dà delle gocce ricche di una fragranza che assolutamente ricorda le ricevitorie del Totocalcio, che non esiste più, credo, forse neanche del Totì, quando dovevate giocare il 13 che vi avrebbe cambiato la vita, avreste finito di dover caricare sull'850, uscite dalla Fiat il 1 agosto. Io non ho scritto una cosa tremenda nelle highlights, non so se arrivate fino alla fine di questo video, ma hanno deciso che Mirafiori chiude dal 15 luglio praticamente al 25 agosto, cioè dal 15 al 5 cassa integrazione alle officine di Mirafiori, poi scattano le ferie dal 5 al 25, quindi per un mese e mezzo i baracchini potranno andare in ferie e partire prima, quindi potranno anche profumarsi volendo, mentre caricano sulla bagagliera le loro bici elettriche, perché oggi una volta si portava a vedere la Lancia che si era comprata lavorando a Torino alle verniciature, oggi si mettono le bici elettriche comprate su internet sul tetto per far vedere agli amici calabresi che voi avete fatto la strada, che ce l'avete fatta. Quindi il nostro prodotto ha dato certamente uno schiaffo alcolico, anche un po' storico, alla nostra rasatura di domenica 7 luglio. E proprio per tornare a quegli anni io vi faccio vedere questo volumetto scritto da Corrado Staiano. Questo qua è proprio rovinato, vedete, c'è una bruciatura di sigaretta, qualcuno ha bruciato la faccia di questo sovversivo, ne ha fatto un buco. Io ricordo i fumetti di Alan Ford che avevano i buchi, da cui si vedeva attraverso, in cui i cugini passavano ai parenti più piccoli i fumetti, ma non avevo mai visto un libro edito da Giulia Einaudi Editore, per l'appunto nel 1975, racconta la storia di Franco Serantini, che era di fatto un anarchico che dal Catoio in Sicilia ai rimorsi del commissario
Piranomonte, dalla faccia di Valeria illuminata da bagliore di tragedia, suor Cottolenga Corona ha costruito pazientemente un mosaico di dolore davanti a me. Questo ragazzo è stato ucciso durante un'operazione di polizia, è morto in una galera a Pisa negli anni 70 in cui yemenavano, vi ricordate? Io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una giornata di sole, domenica, di serenità, attendendo i risultati delle elezioni in Francia che coinvolgeranno un po' tutta l'Europa. E con questo una buona domenica ad Andrea e da domenica che barba! Ciao!